24 ragazze con un sogno conquistato ma ancora da vivere: andare a giocarsi il mondiale di pattinaggio artistico a rotelle in Paraguay. Il gruppo Crystal Skating Team, società che comprende atleti da diverse zone del Vicentino, ha ottenuto la qualificazione per la Kermesse sudamericana. Dopo 2 anni di Covid e un anno intero di campionati annullati tra chiusure, riaperture e numerosi sacrifici per potersi allenare, il gruppo Crystal Skating Team è tornato in pista nel vero senso della parola, regalando spettacolo ed emozioni. Siamo campionesse regionali e italiane in carica e questo ci ha permesso di appunto partecipare ai campionati europei che sono stati a Lleida in Spagna e successivamente di andare appunto ai prossimi campionati mondiali in Paraguay. Per partecipare a questa competizione la federazione darà un piccolo contributo economico, ma le spese da sostenere sono tante e a carico degli atleti. Essendo il pattinaggio artistico considerato uno sport secondario, comunque minore, la federazione non ci pagherà tutte le spese, quindi non siamo coperti dal punto di vista finanziario e stiamo raccogliendo, ci siamo mobilitati per raccogliere degli sponsor e per avere una buona base economica, insomma, per non dover supportare tutto di tasca nostra. Sul profilo Instagram del gruppo, in bio, c'è un link col quale poter accedere a una piattaforma per le donazioni. La partenza per il Paraguay è fissata per il 3 ottobre. Lo sport ci ha insegnato una cosa, che ai sogni non bisogna dare un prezzo. In questo caso basta un semplice aiuto.